di quello che è il progetto di autodeterminazione, ma io vorrei spiegare meglio alcuni aspetti, cioè come noi vogliamo portare questa benedetta autodeterminazione nella Sardegna. Noi stiamo innescando un processo che deve occupare tutti i campi del nostro vivere, della nostra società. Noi abbiamo bisogno di innescare dei processi di autodeterminazione in quello che è il rapporto fra il cittadino e le istituzioni, fra quello che è il rapporto fra l'economia e la politica e così via. Allora, per esempio, noi abbiamo bisogno che anche i territori contino di più, che i territori acquisiscano anche loro una maggiore autodeterminazione. Vogliamo smantellare, sì, quello che è il legame incentrato su Roma, sulla politica romana, sulle segreterie romane dei partiti, ma allo stesso tempo vogliamo che le istituzioni in Sardegna cedano un po' della loro sovranità troppo concentrata sull'apparato amministrativo di Cagliari, della regione, non tanto di Cagliari, e che quindi avvicinino le istituzioni anche ai cittadini, cioè vadano a costruire in tutti i territori dei processi di autodeterminazione anche dal punto di vista istituzionale. Ad esempio, mi ricollego ad alcuni aspetti di cui parlava adesso Patrizia. Noi abbiamo bisogno che i sindaci abbiano più potere nei loro territori, che non debbano periodicamente sempre andare a Cagliari a fare la fila ad aspettare di essere ricevuti da assessori e personale vario, il quale poi a sua volta ha il proprio turno per andare a Roma ad aspettare fuori dalla porta di essere ricevuto dal ministro cioè diventa una cosa incredibile. Noi abbiamo bisogno che nei territori si riesca a snellire anche quella che è la capacità organizzativa del territorio. Se abbiamo costituito nella regione sarda degli enti che si devono occupare di diversi aspetti anche dell'economia, dalla pastorizia, ma possiamo parlare di qualsiasi aspetto, per quale motivo non riorganizziamo la macchina amministrativa e avviciniamo tutta questa burocrazia al cittadino? Perché dobbiamo sempre mettere in croce il cittadino e non mettere le istituzioni al servizio del cittadino? Diamo più fondi ai sindaci, diamo la capacità alle amministrazioni locali di poter veramente fare qualcosa, inneschiamo processi di autodeterminazione anche in queste cose. E poi abbiamo bisogno di avere un maggiore controllo della nostra stessa economia. La questione dei pastori, che è sotto gli occhi di tutti, che cosa denota? Denota il fatto che non si vuole realmente cedere potere a quella che poi è la spina dorsale dell'economia sarda, cioè la produzione agropastorale, la produzione di una tradizione che è una tradizione su cui si fonda ormai la nostra stessa cultura sarda. Non si vuole cedere, è questo il grande problema, anche quando in questi giorni stanno andando a trattative. Queste trattative che cosa sono? Sono sempre dei tamponi, sono sempre delle emergenze. Prendiamo il formaggio degli industriali e così lo finanziamo e accontentiamo gli industriali e poi di riflesso gli arriva il contentino ai pastori. Cioè io non mi sto occupando della spina dorsale di questa economia, mi sto occupando di altri, mi sto occupando di come mettere le istituzioni al servizio degli industriali, come dare soldi agli industriali e così piano piano qualche briciola cade anche ai pastori che risolvono il loro problema. Ma noi dobbiamo ribaltare questo stato di cose, noi dobbiamo fare in modo che la nostra economia sia guidata in maniera intelligente da questa politica, che possa andare a costruire una sfida verso il mondo intero, ma lo dobbiamo fare anche prima di tutto dalle piccole cose. Perché la regione non si è mai realmente preoccupata di fare una campagna efficace, una campagna pubblicitaria efficace per invitare gli stessi cittadini sardi a consumare i loro stessi prodotti? Perché queste cose le devono fare le organizzazioni politiche, le organizzazioni di volontariato, i liberi cittadini, e l'istituzione non riesce a incentivare lo stesso consumo dei propri prodotti su cui si fonda la nostra economia? Se cade questo settore dell'economia, come un domino cade tutta la Sardegna. Ma noi possiamo costruire processi di autodeterminazione senza mettere al di sopra del tutto all'avanguardia del nostro agire politico questo tipo di economia? Cosa stiamo aspettando? Ma vogliamo costruire veramente l'economia dell'elemosina, l'economia dell'assistenza? Noi vogliamo vivere del nostro lavoro. I lavoratori sardi oggi hanno lottato
hanno lottato e da quando è che stanno lottando? Ma solo per una cosa, stanno chiedendo dignità, non stanno chiedendo finanziamento, soldi gratis o chissà che cosa, stanno chiedendo dignitosamente che venga riconosciuto il loro lavoro. Questi sono progetti di autodeterminazione, è l'acquisizione del diritto di essere padroni del proprio destino, questo stanno chiedendo. E noi certo che supportiamo questo progetto, ma allo stesso tempo noi vogliamo smantellare cose assurde, cioè noi viviamo in situazioni di assurdità incredibili. Abbiamo, in ogni paese della Sardegna, abbiamo dei beni archeologici che hanno un valore inestimabile. Noi abbiamo una potenzialità, e da questo, guardate che a questo poi si lega il turismo, si lega anche quello che è la ristorazione, si lega a quello che è l'accoglienza, si lega a quello che è la possibilità di incentivare anche la vendita del nostro artigianato e così via. Ma abbiamo un'attrattiva incredibile solo per quanto riguarda, ma poi possiamo parlare del paesaggio e di mille altre cose, ma solo per quanto riguarda i beni archeologici. Abbiamo delle civiltà che sono uniche al mondo. Perché la Regione non sostiene questo tipo di pratica? Perché, per tornare a quel discorso, la Regione non invita i cittadini sardi, le scuole, le mense, gli asili, e dire abbiamo dei formaggi eccellenti, ma per quale motivo insisti a mettere solo il parmigiano reggiano sulla tavola? Ma perché noi abbiamo dei prodotti eccellenti e li lasciamo di nicchia? Perché ci vergogniamo di avere delle eccellenze? E allo stesso tempo ritorniamo, facciamo con la nostra archeologia, trattiamo dei beni archeologici come se fossero dei muretti a secco, delle pietre ammucchiate, delle cose di nessun valore, cose che in tutto il mondo pagherebbero a peso d'oro. Ci sono in Nord Europa, fanno un vanto incredibile, una cosa incredibile queste navi vichinghe che hanno trovato, la gente che fa la fila per vedere queste cose, un giro d'affari incredibile per cose che noi abbiamo. Dice sì, certo, una cosa molto interessante, molto bella, ma voi vi rendete conto di che cosa abbiamo in Sardegna? Cioè da questo noi possiamo costruire di tutto. Che cosa fa la Regione quando finanzia cooperative, quando finanzia musei eccetera eccetera? Paga l'IVA. Noi sardi, sulla nostra terra, quando ci raffrontiamo alla civiltà dei nostri antenati, che è unica al mondo, mandiamo l'IVA a Roma, che è padrona dei nostri beni. Ma vi sembra che noi possiamo costruire progetti di autodeterminazione in queste condizioni? Noi vogliamo smantellare questo stato di cose, questa sudditanza assurda. Se noi riuscissimo soltanto a non pagare l'IVA su questo finanziamento della Regione, non è che stiamo parlando della grande rivoluzione, stiamo parlando di piccole misure che possiamo fare domani le possiamo fare. Noi risparmieremo subito 3 milioni di euro. Con questi 3 milioni di euro possiamo dare lavoro ai giovani sardi e dire, anziché andare a sciacquare piatti in Germania, rimani qui a occuparti dei tuoi beni archeologici? Certo che possiamo, basta volerlo. Basta che noi prendiamo in mano il coraggio di voler essere padroni del nostro destino e non sempre sudditi di dinamiche di altri, di decisioni di altri, di cose innescate di altri. Abbiamo bisogno di essere padroni dei nostri trasporti. Chi decide i nostri trasporti? Li decidono a Roma, li decidono con le compagnie che noi sardi non scegliamo, danno soldi che noi sardi non vediamo, non abbiamo, e queste compagnie che decidono per conto loro del nostro destino, in tavoli a cui noi sardi non siamo presenti, e dovremmo essere presenti perché il nostro statuto ce lo permette. Il nostro statuto ci dice che noi dobbiamo controllare la nostra viabilità. Benissimo, noi siamo assenti da queste cose e vengono finanziati ogni anno 70 milioni alla Tirrenia, e noi dobbiamo sperare di non avere un lutto, un bisogno, una qualsiasi cosa d'estate, perché i prezzi schizzano in alto e quindi diventa un guaio anche nostro, cioè quello che deve essere un nostro vantaggio diventa un nostro problema, quello che dovrebbe essere una potenzialità da esprimere diventa un casino a cui siamo sottoposti. Cioè, speriamo di non dover avere bisogno della nave in alta stagione, perché sennò per noi è un problema. Cioè quello che per noi dovrebbe essere un vantaggio, l'insularità, diventa un handicap che non sappiamo più come superare, e questa cosa dove la decidono? A Roma. Noi vogliamo che questi soldi vengano dati alla Sardegna e che sia la Sardegna a occuparsi di scegliere la compagnia che preferisce, o che possa scegliere diverse compagnie e stringere diversi accordi con queste compagnie per avere dei prezzi vantaggiosi. Perché lo devono decidere gli altri?
Vogliamo innescare processi di autodeterminazione anche su queste cose. La scuola, noi sulla scuola abbiamo delle competenze, lo statuto regionale, non l'indipendenza della nazione sarda, non un domani dell'autodeterminazione, maggiore autogoverno. Oggi, adesso, in questo momento, la regione sarda ha competenza sulla sua scuola. Nella scuola sarda ci fanno credere che l'unico problema sia una questione di ristrutturare edifici e poi farsi bene, in scuola, ristrutturate edifici, bravi, lo dovevate fare, ma da tempo lo dovevate fare, ma anche prima che fossero ridotti a questo punto. Ma non c'è solo questo nella scuola. Nella scuola ci sono i ragazzi che noi non vogliamo più fare, non vogliamo più che abbandonino la scuola, vogliamo azzerare la dispersione scolastica. Vogliamo che tutti i ragazzi, tutti i bambini possano frequentare la loro scuola, così come in tutte le parti d'Europa, ma anche d'Italia, ci sono zone in cui probabilmente sono governate da politici migliori di quelli che finora abbiamo messo a guidare la regione, hanno delle piccolissime scuole con pochi alunni e le tengono aperte perché è un servizio nel territorio, è un diritto tuo di cittadino di avere nel territorio l'accesso all'istruzione. Invece noi oggi abbiamo i ragazzi che devono saltare su un pullman sgangherato, che cammina su strade sgangherate, viaggiare in piedi, partire all'alba, tornare al tramonto e poi dire ma il ragazzo non frequenta la scuola. Ma chi ne ha voglia di frequentare la scuola a queste condizioni? Ci crei tutti i problemi possibili e immaginabili e poi mi viene a dire però le statistiche dicono che i sardi non seguono la scuola. Certo, è diventata una corsa a ostacoli andare a scuola per i ragazzi sardi. Allora noi vogliamo occuparci di queste cose. E poi c'è un'altra cosa. Ma quando è che diventiamo padroni di ciò che si insegna dentro la scuola? Quando è che costruiamo la scuola sarda dove i cittadini sardi vengano educati a essere padroni del loro destino, a costruire processi di autodeterminazione, a sentirsi per ciò che sono? Oggi i ragazzi sardi vanno e sanno quanto è grande il Po, qual è il fiume più grande del Sud America, quanto è alto il Monte Bianco, sanno tutto quanto. Della Sardegna non sanno quanti comuni ci sono. Sanno cosa hanno conquistato i romani, non sanno niente dei nuraghi, non sanno niente delle civiltà che hanno preceduto la nostra, non sanno che la Sardegna per mezzo millennio si è governata da sola recentemente, nel Medioevo, fino al 500. Sanno, fino al 400, sanno che dall'altra parte del mondo sono state fatte rivoluzioni, conoscono date a perdifiato, sovrani, figli, delfini, conoscono tutto quanto, però loro sono scomparsi dalla storia, sono scomparsi dalla geografia, sono scomparsi dalla letteratura, non hanno la più pallida idea di chi sia Montanaro, Peppino Mereu. Chi Peppino Mereu? Cioè loro vanno a una scuola dove loro sono completamente assenti. Ma voi ve l'immaginate se i ragazzini italiani li mandassero a scuola e tutto ciò che imparano in quella scuola è esclusivamente tedesco, lingua tedesca, scrittori tedeschi, geografia tedesca, storia tedesca, e nella loro scuola di italiano non c'è niente? Ma secondo voi ne avrebbero voglia di andare a scuola? Potrebbero sentirsi appassionati in una scuola dove loro non esistono? Noi queste cose le possiamo fare subito. Non quando verrà l'indipendenza, subito le possiamo fare, portando a governare la Sardegna una classe politica che non prende ordini da Roma, che non obbedisce a segreterie straniere, ma semplicemente obbedisce alla volontà del popolo sardo, ai diritti del popolo sardo, alle necessità di questo popolo che ha diritto di governarsi e di autodeterminarsi. Questo lo possiamo fare subito, abbiamo un'occasione il 24 di febbraio. Non perdiamo questa occasione, non passiamoci altri 5 anni a maledire il giorno che siamo andati a votare e nuovamente abbiamo votato la persona sbagliata. Questa volta lo possiamo fare. Cogliamo questa occasione e inneschiamo veramente dei processi di autodeterminazione. Grazie.